Jesolo, buonasera! Buonasera Piazza Manzoni! Buonasera a tutti, ben ritrovati, quinta edizione. Fabrizio, è un piacere ritornare anche quest'anno insieme a te a condurre questo evento specialissimo. No, perché è bello durante l'anno mandarci tanti messaggini come due fidanzatini così alle prime armi. Oddio. No, però è bello trovarci di persone. No signora, non pensi male, non pensi per male, dire insomma che certo. c'è un rapporto ormai di amicizia che lei da una parte dell'Italia, io dall'altra, però per fortuna la tecnologia ci dà la possibilità di ritrovarci qua questa sera. Tra l'altro questa è una canzone che ce la sentiamo tutti gli anni, dovrebbe diventare una sorta di patrimonio ufficiale della città di Jesolo, un po' come le paperette, un po' come lo spritz, il clam sandwich. Secondo me è proprio diventata, perché tu senti yeah 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 yeah. No, capisci? No, ma veramente. Anche noi ci sentiamo tutto l'anno, sempre. Veramente. Restiamo in contatto. Allora, devo dire quinta edizione, un'edizione fortunata, speriamo quella di questa sera, perché mossa anche questa da un sentimento molto forte, comune, molte cantanti che hanno aderito alla chiamata per promuovere questo messaggio. L'amore deve vincere sulla violenza. Allora, prima scherzando abbiamo detto che una delle cose belle per ritrovarci qui ogni sera, ogni anno, ogni estate, è la canzone di Jesolo. L'altro motivo è quello di ritrovarci per cantare tutti quanti assieme alcune delle hit che hanno caratterizzato anche la nostra vita, ma secondo me, e qua mi riallaccio a quello che diceva Lara, la cosa più importante è che attorno a questa serata, attorno alla canzone, attorno alla gioia di ritrovarci tutti quanti assieme, si dà un messaggio forte, perché ognuno di noi, ognuno di queste sedie che sono occupato è fatto da persone che sono convinto, è vero, vengono qui per ascoltare musica, ma per soprattutto fare nel proprio piccolo una parte, anche se piccola per l'appunto, per lanciare un messaggio forte. Sì, pensa che queste cantanti ne hanno aderito di, diciamo, tra virgolette nuove per la piazza Manzoni a Jesolo, hanno unito le loro voci eccezionalmente, hanno voluto far parte di questo grande coro proprio per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne, che può essere, come naturalmente spiegheremo nel lungo corso di questa bellissima e intensa serata, una violenza psicologica, una violenza naturalmente fisica. La cosa più bella è che grazie a questo microfono che noi abbiamo la possibilità di usare, possiamo dare coraggio a chi non ha il coraggio di denunciare, quindi che sia una serata veramente di sensibilizzazione, e i vostri applausi devono aiutare a questo grande progetto. Quindi fatevi sentire forte subito. Ma non siamo soli, Fabrizio! Non siamo soli. Allora, diciamo subito una cosa, perché è la cosa più importante. Noi siamo qui in Piazza Manzoni, tra l'altro una delle piazze sicuramente più attive anche dal punto di vista musicale, e tu ne sai qualcosa. Sì. E che è una piazza che dal punto di vista della musica, degli eventi, dello spettacolo, viene animata grazie a un comitato particolarmente attivo, che è quello dello stabilimento balneare Manzoni, che ringraziamo naturalmente anche in questo caso per ospitarci, per darci questa possibilità. Quindi grazie, un applauso al comitato. Posso fargli un applauso speciale al presidente Amorino De Zotti, che ricordiamo non solo sensibile a queste iniziative speciali, ma lo è stato anche nei momenti difficili per la musica, quindi non lo dimenticheremo facilmente. Esatto, anche in momenti in cui magari non era facile organizzare iniziative all'aperto, lui con la forza, abbiamo detto, questa è la quinta edizione, non so se ricordate 5 anni fa come funzionavano le cose. Ebbene, grazie alla musica si è avuto la possibilità di ritornare in piazza. Tutto questo, stabilimento balneare Manzoni, con il contributo e il patrocinio del comune di Jesolo, che vorremmo qui sul palco a portare il saluto, non soltanto portare un contributo importante, perché le istituzioni, è bello che vengono a salutarci, è bello che facciano il taglio del nastro, è ancora più bello e utile se fanno vedere quello che fanno in realtà, e sono sicuro che attraverso le parole capiremo quello che il comune di Jesolo, le parole di chi faremo intervenire questa sera sul palco prima di iniziare il concerto, e con le loro parole capiremo ancora di più cosa si sta facendo a Jesolo. Voi qui sul palco quindi l'assessore alle pari opportunità, Martina Borin, e l'avvocato, e sono colleghe, Manuela Salvalaio, che è consigliera di fiducia del comune di Jesolo. Tra l'altro benvenute, perché sono un fiore all'occhiello per Piazza Manzoni. Anche l'anno scorso sono state portafortuna di questa manifestazione e con piacere le rivediamo quest'anno. Grazie per partecipare. Assessore Borin, allora
Naturalmente il tempo è quello della musica, il messaggio sta tutto nelle parole delle canzoni che ascolteremo, però vogliamo sapere cosa sta facendo il comune di Jesolo. Lei segue naturalmente lo specifico assessorato che si riferisce proprio a questa tematica. Certo, grazie Fabrizio, grazie Lara anche per aver ricordato la nostra presenza dell'anno scorso. Buonasera a tutti. Vi porto i saluti naturalmente anche del nostro sindaco Christopher De Zotti e di tutta l'amministrazione comunale. Questa sera abbiamo per il primo anno anche un consigliere, il nostro Manuel Urban. Io veramente tengo tantissimo, è il terzo anno di amministrazione, è il terzo anno che io vengo a questo evento. Ci tengo perché, come vedrete, questa sera traspare tantissimo non solo il talento, ma proprio la passione e la cura con cui viene organizzato. Devo dire che il comitato ci mette tantissimo del suo, in particolare il presidente ci tiene che l'evento venga in maniera perfetta e devo dire che l'organizzazione è eccezionale e credetemi non si vede in tutti gli eventi jesolani, per cui io vi chiedo di fare un grandissimo applauso a loro perché senza di loro questo evento e questa serata speciale non ci sarebbero. Il secondo motivo è proprio l'argomento pregnante. Noi ascolteremo della musica fantastica, della musica evocativa anche in particolare, perché comunque sarà a tema con la serata, proprio per sensibilizzare su un argomento estremamente importante, su cui con le pari opportunità ci focalizziamo e abbiamo avuto proprio voglia di intraprendere un percorso importante negli ultimi 3 anni. Questo insomma non serve che ve lo specifichi, lo sapete benissimo, la violenza sulle donne purtroppo la vediamo agli orrori della cronaca quasi quotidianamente. L'anno scorso in particolare abbiamo avuto un caso che ci ha colpito molto da vicino anche a livello territoriale, che è quello di Giulia Cecchettin, e quindi è molto importante cogliere ogni occasione possibile per fare della sensibilizzazione, ma proprio per parlarne. È un problema che va sviscerato. Noi lo stiamo facendo in particolare con le scuole, vi garantisco che vengono degli spunti importantissimi anche dai ragazzi molto giovani e questa serata ci consente insomma di focalizzarci anche se in maniera un po' più leggera, perché comunque lo facciamo ascoltando la musica, ma ci dà l'occasione appunto per parlarne. Dopodiché a livello tecnico abbiamo avuto questa novità che è la nomina appunto della consigliera di fiducia, di cui poi insomma parlerete più approfonditamente, però voglio ringraziare insomma la commissione pari opportunità che vedo questa sera un po' sparsa e la mia responsabile Giorgia, grazie per tutto quello che fate perché insomma mi appoggiano anche nell'attività quotidiana. Grazie all'assessore Borin. Il citato consigliere Manuel non sa che poi alla fine verrà chiamato a cantare, no? Giusto perché vediamo se poi il prossimo anno tornerai. Allora, buonasera a tutti, Manuela Salvaraio. Intanto ringrazio per ovviamente l'occasione per essere qui per parlare di che cosa? Intanto la sensibilità dell'amministrazione comunale di Jesolo è una sensibilità che non resta solo a parole, si concretizza nei fatti. Si è concretizzata anche con quest'ultimo tassello, ovvero sia la nomina della consigliera di fiducia, che francamente, e lo dico con piena consapevolezza, visto che rivesto questo ruolo insomma da molti anni, e viene sempre un pochino bypassata, è frutto di una raccomandazione del 91, pochissimi, ve lo dico, comuni la mettono in opera, la realizzano, quindi davvero un bel applauso al comune che effettivamente l'ha realizzata. Che cos'è in buona sostanza? È la concretizzazione anche di quelle che sono molestie, che possono essere molestie nei luoghi di lavoro. Perché? Perché molto spesso luoghi di lavoro, luoghi di studio, luoghi di incontro diventano essi stessi momento di molestie anche di carattere ovviamente sessuale nei confronti delle donne. Quindi questa lotta contro la violenza sulle donne è una lotta che passa anche attraverso queste prese di coscienza attive da parte dell'amministrazione comunale. Ricordo solo un dato. In occasione della giornata internazionale che si è svolta il 25 novembre dello scorso anno,
contro la violenza sulle donne, quindi lotta contro la violenza sulle donne, We World, una organizzazione no profit, ha proprio messo in luce questo tema. Tutte le violenze contro le donne e le violenze di gender che si svolgono e si realizzano proprio nei luoghi di lavoro. L'INAIL ha messo in luce in un proprio report di quest'anno, di questi ultimi mesi, questa tematica. E quindi il tema che io evidenzio molto spesso e che rilevo nello svolgimento della mia attività di consigliere di fiducia è proprio quello del taciuto, non detto. Il problema c'è, non emerge. Non emerge perché? Perché non ci sono figure a cui ovviamente si possa parlare, ed è proprio da lì che nasce il problema, che poi degenera purtroppo come abbiamo visto oggi. Quindi questo, come dice anche l'assessore, è effettivamente un momento anche di già prevenzione che nasce proprio dall'origine, e quindi davvero anche in questo senso il Comune di Jesolo sta facendo e effettivamente sta facendo molto attraverso azioni totalmente concrete. Grazie. Grazie a entrambi, grazie a chi rappresentate naturalmente alle istituzioni, Grazie. perché abbiamo sentito due aspetti dello stesso problema, quello più estremo appunto dell'omicidio che diventa femminicidio, ma anche quello che succede magari nei luoghi di lavoro a cui si dà magari purtroppo meno importanza, anche quello, e che poi degenera naturalmente in tutto quello che purtroppo anche sentiamo e quello che non sentiamo, perché c'è un sottobosco che purtroppo non emerge sempre nei media. Grazie a entrambi. Grazie, a più tardi, no, torneranno perché Sì, siamo già d'accordo per il gran finale, non vogliono sì. perderlo, hanno studiato tutto l'anno. Molto bene Fabrizio, detto questo, dopo un'apertura, devo dire, col botto, perché abbiamo spiegato Sì. davvero quali sono naturalmente le nostre intenzioni di questa sera. Adesso entriamo nel vivo di questa manifestazione che anche voi state attendendo le più belle voci che, come dicevamo prima, sono arrivate un po' da tutte le regioni d'Italia per naturalmente voler essere partecipi con un segnale tangibile di quello che è il nostro messaggio di stasera. Però io partirei da una cantante che naturalmente rappresenta un'orchestra veneta, una delle orchestre venete più conosciute, e quindi la inviterei qui ad aprire questa manifestazione. Siate particolarmente calorosi perché rompere il ghiaccio non è così facile, fatevi sentire! E allora io la presento, tu ci dici cosa canta? Ok. va benissimo. Allora, dell'orchestra Marco e Niagara ad aprire questa manifestazione, quinto appuntamento con l'amore deve vincere sulla violenza. Signori, per voi Dagmar Trevisan. Buonasera, Dagmar. che presentazione, grazie, buonasera. È una donna? È donna, ok. Garantisco al 100%. Donna c'è. 100%. Donna, perché canta proprio questa canzone. Esatto, perché allora a proposito di vari tipi di violenza, c'è una donna che, e poi la sentiremo anche in altre canzoni durante la serata, c'è una donna che di violenza anche psicologica ne ha subite veramente tante, al punto che una volta hanno tentato di tutto per non farla cantare al Festival di Sanremo, ed è grazie a Mietta se invece quella canzone è diventata famosa, che poi ascolteremo, è riuscita poi a intervenire e avere una sua piccola rivincita pur non vincendo il Sanremo. Questa volta però la canzone che apre questa quinta edizione di questo festival, definiamolo così, oppure di questo jukebox, basta mettere dentro una monetina per avere la nostra canzone preferita, è Donna, una canzone del 1989 scritta da un uomo ma particolarmente pregna di significati rivolti alle donne. E allora Dagmar Trevisan, grazie. Buonasera pubblico meraviglioso, benvenuti a Jesolo. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna sola per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori,
strada nessuno passa, donna fatti regare al palo e le tue mani che fanno male, donna che non sente il dolore quando il freddo gli arriva al cuore, quelli ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento, donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, poi invece la prende a botte, donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori, donna cosa succederà? Quando casa non tornerà, grazie di cuore. Donna come mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte, donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori, donna cosa succederà? Quando a casa non tornerà, donna, cosa succederà? Quando a casa non tornerà. Dagmar nell'orchestra Marco e Niagara. Tra l'altro lo saluto, il mio grande capo che è venuto a vedermi questa sera. Ciao capo, sei Grazie super. Dagmar, grazie di cuore. Ha iniziato davvero col botto, si può dire. Un applauso Grazie. ancora, rotto il ghiaccio, complimenti. Ma tutte le cantanti tornano anche in una seconda tranche, quindi ti aspettiamo. Ragazzi, ci sono delle cantanti fantastiche, godetevele. Buona serata, a dopo. Grazie Dagmar, grazie di cuore. Molto bene, partiti bene? Siete carichi? Perché l'applauso deve essere crescente, crescente, quindi facciamo già un'altra prova, ok? Siamo pronti? Anche perché a questo punto arriva un'altra bellissima voce, un'altra cantante veneta che rappresenta un gruppo storico del nostro territorio, ma non solo, perché negli anni milita veramente in tutte le regioni d'Italia. Quindi questa sera con noi a rappresentare i Rodigini la bellissima voce di Monica Marchiori. Grazie Lara, buonasera a tutti. Aspetta che mi guardo. Sono in tanti, Monica. Buonasera, buonasera, buonasera a Piazza Manzoni. Ciao Lara. Non ti chiederò perché hai scelto questa canzone. Brava e fai bene. Ok, non ti... No, non ti perché chiederò- fondamentalmente, perché fondamentalmente non ti chiederò, però so che è una canzone bellissima. è molto bella. Sono felice che una delle mie cantanti preferite sia tornata a cantare un genere che insomma a me piace molto. È un po' un genere che ha rimodernato il suo genere, impegnativo, però insomma a me piace mettermi alla prova. E allora non avremo sicuramente nessun dubbio su quello che sentiremo adesso. Signori, per voi, Monica Marchiori, La cura per me di Giorgia. Per voi. Grazie. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che cercato. Più ti avvicini e io più mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà, dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità.
non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me, tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare ferito. Voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà, dico una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Non che non ho voglia di rincorrerti, seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi, guardando il cielo sapendo che lo stai guardando. Ora anche tu per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei avventura, ma non sei nessuno. Spengo la paura di rimanere sola. Per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola per me. Grazie a tutti. Monica Marchiori. Grazie. Monica, Eccomi Monica. qui, eccomi qui. Grande, però ovviamente poi ritorna ancora. Assolutamente. Si torna. Vi auguro una buona serata, a dopo. Grazie Monica. Giorgia che è un po' la vincitrice morale dell'ultimo Festival di Sanremo, anche se non è entrata neppure nella cinquina. Giorgia che tra l'altro avremo a Jesolo, inizierà proprio dal Palazzo del Turismo il 25 di novembre con il suo nuovo tour, come la cantante che interpreta la prossima canzone, o meglio, che ha cantato la prossima canzone, che sarà invece interpretata da Linda Biscaro. Stiamo parlando di Annalisa. Linda Biscaro, dove sei? Buonasera Jesolo, buonasera a tutti. Allora, finisco dicendo che Annalisa sarà a Jesolo il 16 di novembre, quindi sarà un novembre assolutamente scoppiettante. Però, chi è Annalisa? Chi è Annalisa di fronte a Linda? Linda Biscaro. Vediamo. Grazie. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo tra di noi, e tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me, mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso.
all'improvviso sarà perché mi ha guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non l'ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu l'hai capito, ho visto, eri cambiato anche tu, mi sei scompiato dentro il cuore all'improvviso, e non so perché, no, non so perché, all'improvviso, e sarà perché mi hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, e non so perché, no, non lo so perché, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Linda Piscaro! Grazie a tutti, viva l'amore, viva le donne, Lara. Che Fantastico. meraviglia. Grazie. Pensate che Linda era tutta agitata, E beh, come al solito, se no... sempre emozionata. Però le donne si caratterizzano anche per questo animo che naturalmente le spinge a fare cose impossibili, tipo a venire qua a dover cantare maschio e cantarne un'altra. Brava, È animo vero. sensibile, sensibile. Ciao Jesolo, a dopo, grazie a tutti. Grazie Lara, grazie Linda, grazie di cuore. Molto bene, io direi che continuiamo con la kermesse delle grandi cantanti. Ancora una voce molto conosciuta nella zona, lei ci canterà una canzone che vi farà cantare, ve lo prometto. E allora arriva Annalisa Centazzo del gruppo Annalisa Group con Piove! Buonasera! Buonasera Annalisa di bianco vestita, che meraviglia! Quasi riconoscibile dall'anno scorso, perché poi dovremo dare anche l'elisir di giovinezza delle donne. E insomma, parliamo un po' di donne in generale stasera. Annalisa, sei pronta? Sì, dai. Ok, piove? Piove. Ha già piovuto No. abbastanza? Hai ragione. Cantate con noi Annalisa Group! Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? Che pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove sul nostro amore. Ciao ciao
sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Tutta la notte batto la testa per non pensare a te che vivi nel mondo dei tuoi sogni. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. No, 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 no. Toc, toc, e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo so se vorrò io. Vada bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. Non credo, Toc toc, e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo so se vorrò io. Mambo! Grazie. Allora, Grazie diciamo che la mille. canzone Piove era un po' per esorcizzare questi sì, soldati è qua vero, che sono è stati- vero. Infatti questa sera, guarda che bello, insomma, vero, tante stelle comprese quelle che stanno cantando questa Grazie. sera. Grazie. Grazie Annalisa, e facciamo entrare un'altra rappresentante di un'orchestra particolarmente amata. L'orchestra è Renzo Biondi, lei è Michela Smeraldi. E buonasera! Buonasera Jesolo! Ben arrivata. Allora, Grazie. se prima abbiamo detto che alcune delle canzoni hanno fatto e stanno facendo la storia di Sanremo, è anche vero che all'interno del festival, che poi chissà se il prossimo anno si chiamerà ancora Sanremo, San Jesolo, non lo so, insomma quello poi lo vedremo più avanti, no, perché c'è anche questa cosa in piedi, no? Che dovete ridere tanto, che il prossimo anno magari ci troviamo al Palazzo del Turismo proprio in questa occasione. Allora dicevo, se Sanremo è un po' il filo conduttore, allora dobbiamo farlo fino in fondo, cioè a Sanremo vanno anche gli ospiti internazionali. Certo che sì. E allora la nostra Michela interpreterà uno degli artisti internazionali forse più conosciuti. Lei è Alicia Keys, Esatto. che canta una canzone che all'interno, allora, è molto bella, orecchiabile, è passata tante volte, tanti anni Sì, poi è un in brano radio, d'amore comunque, è una ed è un brano dedica. d'amore proprio per questo. Insomma, all'interno è la consapevolezza che avere delle persone importanti al proprio fianco fa star bene e crea decisamente una magia, la stessa che vogliamo che crei per noi Michela Lo Smeraldi spero. con If I Got You con Alicia Keys. Grazie. Some people live for the third time. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Yeah, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the days are called things define what we do. And I've been there before. Deadlines so bold, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got to, baby. Some people want diamond rings and just want everything means nothing. If I got you. Some people search for the fountain, promises forever, yeah.
3 days of roses, and that's the only way to prove a love team. Hand me the world on a silver platter, and what do all it be? We don't wanna share, we don't want who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want tambourine, some just want everything, but everything means nothing. I may got you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want a tambourine, some just want everything, but everything means nothing. I may got you. If I got you with me, baby, still nothing in this whole in the world don't mean nothing. If I got you with me, baby. Bravissima Michela! Grazie davvero a tutti, grazie di cuore. Michela Grazie. dell'orchestra Renzo Biondi. Grazie, Sono sì. di qua, Michela, si vede che sei agitata. Non è solo la prima volta, no, non è la prima volta. No, nel 2023 devo dire che ho partecipato. Ecco, esatto, ci ricordiamo di te, però quest'anno con la formazione Renzo Biondi, quindi benvenuta e complimenti È un davvero. onore, è un onore. Complimenti davvero. Senti che pubblico che ti sostiene stasera. Grazie, grazie. Agitatissima Michela, davvero, complimenti. Grazie, Brava, grazie bravissima mille. e bellissima. Buona continuazione a tutti. Non svenire adesso, attenta. No, no, no. No, ma dietro le quinte si respira un'area davvero. Le donne, quando si mettono insieme, sono, diciamo, sono veramente una potenza. Mi date ragione? No, non potete dire di no, quindi mi date ragione? Oh, così ci piace. Molto bene, ragazzi, io direi che a questo punto vi ho promesso delle cantanti new, delle new entry. Quindi anche questa è una bravissima cantante che ha aderito alla chiamata artistica e ha voluto naturalmente, eccezionalmente esibirsi con noi stasera, unire la sua voce a questo grande coro perché, lo ripetiamo, naturalmente il coro è per sensibilizzare a questo grande progetto. L'amore deve vincere sulla violenza e stasera vogliamo naturalmente ancora una volta sensibilizzare, come dico sempre, e incoraggiare a non avere paura. Noi lo facciamo con la nostra musica, con le nostre canzoni e ve lo canta con una canzone bellissima che canterete anche voi, che ha fatto un grande successo nell'ultimo periodo, la nostra Mary Maface. E voilà, eccomi qua. Ciao Mary, benvenuta! Ciao Jesolo! Eccoci qua. Buonasera a tutti, Oh, posso dirti che sono un po' emozionata. Anche tu, strano. Veramente. Allora Mary è arrivata dalla Lombardia, quindi sì. Naturalmente ho detto una new entry quest'anno per il nostro progetto. Siamo onorati di averti con noi, Mary. Ma sono io onorata di essere in mezzo a voi, assolutamente. Ci fa davvero piacere e quindi sfoderaci questa canzone bellissima che ha fatto ballare tutta l'Italia. E anche cantare soprattutto. E questa sera canteranno, ma come cantano in piazza Manzoni a Jesolo? Guarda, credimi. Sentiamo? Sentiamo. Li sentiamo? Rossetto e caffè, Mary Maface. Ma che serata da sola in compagnia, quando ho bevuto senza te. Mi lascio indietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di sentire te. Spero solo che tu non ti arrabbi di più, come hai fatto già prima con me. E poi
se ti richiamo è perché ho voglia di te che mi conosci, sai che lavoro per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte. Tu chiama, io corro con te, e adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Non vi sento cantare, Guarda che luna, prima di andare via, vuole vederti ancora mio. Un altro bacio, una sigaretta e te, sembra quasi di fumare il tuo profumo. Tu sei molto di più, solo tu e niente più, e dimmelo che amore per me. E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te che mi conosci, sai che lavoro per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte. Tu chiama, io corro da te, e adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Grazie! La cantiamo ancora, siamo pronti? E adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Rossetto e caffè per tutti voi amici di Jesolo. Grazie! Grazie Mary mille. McFace. Grazie. Eccoti qua. Mary, complimenti davvero. Ma grazie a te. Ci vediamo più A tardi. più tardi, grazie ancora. Grazie di cuore. Molto bene cari amici. Oh, è arrivato perché adesso voleva presentarci una canzone. No, cos'è che dicevi prima delle donne che sono dietro le quinte? Perché anche noi maschietti ci godiamo dietro le quinte, balliamo, applaudiamo, facciamo Sì, comunella. è vero. Scusa. Devo dire che siamo sostenuti in maniera molto, stasera siamo sostenuti in maniera molto attiva. Però se tu vuoi fare una canzone, Fabrizio, questo è il momento giusto. Ci ripensiamo. No, se volevi fare una canzone, allora, non magari non è no. ancora arrivato il momento della hilarità. Però un balletto nemmeno. Allora, No, la prossima abbiamo cantante studiato. è... Diciamo, Guarda che veramente è incorruttibile. Cioè, Amorino lo scegliete proprio incorruttibile. Io ci provo da 4 anni. Ma ballerino no, a lasciamo farlo stare. ballare, ci provo da 4 anni. E se lo Prima diciamo gli ho io- chiesto, scusa Fabrizio, possiamo fare un ingresso un po' simpatico, dico magari come fanno sai alla Rai, anche se qui è molto meglio stasera, cioè vuoi Assolutamente. mettere, esatto. No, dico vuoi fare un ingresso molto simpatico, lo facciamo a tempo di Tipo? baciata. Lui mi ha chiesto che piatto è, antipasto, primo, secondo... no, perché È il dolce. dire fare baciare Ok. io so quello, ma non penso che ti Ok, riferisca. passiamo alla prossima cantante, va bene. Allora, la presento io la prossima cantante, anzi, anche Daniela è una cantante che ha aderito più di una volta a questa iniziativa, anche lei arriva dall'Emilia Romagna, quindi fuori regione e in piena stagione. Devo dire che queste artiste dedicano una serata per uno scopo veramente importante, in piena stagione si meritano l'applauso perché non è facile macinare chilometri ed essere presenti, quindi le ringraziamo per questo sforzo, ma per loro non è uno sforzo. Anche lei unisce la sua voce a questo bellissimo coro con una bella canzone. Allora, lei è Daniela Cavanna Eccomi qua, e ci canta... grazie. Il balletto ce l'abbiamo allora. Guarda, guarda. Oggi, Buonasera a tutti quanti, benvenuti e grazie per essere qui con noi. Allora, Io devo spostare tutto qua stasera. no, tu fai... Ok. tu fai Fate qualcosa, come no? se io non ci fossi, parlate voi, ciao. Quindi mentre io e te balliamo, lei prepara, Certo, prepara sì, il la suo... baciata ok, dicevi che era il perfetto, piatto- benissimo.
No, dicevo che Daniela arriva dall'Emilia Romagna, l'anno scorso ci ha deliziato anche con la sua chitarra, non so se arriverà dopo. No, quest'anno no. Però naturalmente, no, ne ho beccata una stasera. Io cerco di temporeggiare, quindi sei pronta Daniela? Perfetto, però il brano è bellissimo. Il brano è molto bello perché fa parte della storia della musica italiana, parla di miracoli, miracoli di una serata, miracoli di una città. I miracoli, parlando appunto della tematica di questa sera, che possono accadere anche quando ci sono problemi importanti, che riguardano un po' tutti. Noi parliamo della violenza contro le donne, ma vorrei allargare a tutto ciò che è violenza contro cui noi ci vogliamo battere, contro cui ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte. Naturalmente stiamo parlando della grande canzone di un grandissimo come Lucio Dalla, è La sera dei miracoli, più o meno come questa. Daniela Cavanna. Grazie. È una canzone interamente dedicata alla città di Roma, ma molti, ascoltando il testo e ascoltando il brano, pensano che sia dedicata a una donna per le parole dolci, delicate che Dalla ha usato. Era il 1980. Umilmente ve la dedico con tutto il cuore, La sera dei miracoli. È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. È l'ora dei miracoli che mi confonde, e mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze e i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono 1000 lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi scoprire questa notte non ci sei.
notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire, per portarci a dormire. Grazie. Daniela Cavanna. Grazie. Daniela, abbiamo parlato di miracoli, Sì. devo dire che questa è una canzone che crea un'atmosfera assolutamente unica. Complimenti per la scelta, Grazie. difficile, perché Grazie. cantare Lucio Dalla non è mai facile. Soprattutto davanti a una platea così che sta lì e ti Vero. guarda e ti ascolta. Siete bellissimi comunque, ma mettete una soggezione della miseria. Grazie di cuore. E allora Grazie ci Jesolo. vuole l'applauso ancora più forte allora, per farla ancora più coraggio per la prossima canzone. Speriamo, grazie mille, a dopo, buon proseguimento. Allora, lei che vuole farmi ballare, che vuole farmi cantare, che vuole farmi fare qualsiasi cosa, adesso vediamo com'è a cantare lei. Lara Agostini. Grazie. Allora, intanto volevo chiederti se hai spento, se hai messo in modalità off per Sì. quanto riguarda... T'ho detto io, concentrati, respira, ti do io una mano. Grazie Fabrizio. Allora, Lara Agostini, stavo per dirle, hai messo in modalità off per quanto riguarda il tuo essere presentatrice e on? No, evidentemente no, perché sta cascando tutto. E quindi... Sì. Questa cosa non mi era mai successa qui in piazza Manzoni a Jesolo, devo dire che chiedo scusa. Il momento da ridere doveva essere dopo, però, non questo, dai. Aspetta che adesso devo ritrovare anche... No, Lascio... perdonami, Lara, Ti lascio questo iPad di una mia collega, ferma tutto. ti lascio queste parole di un'altra mia collega. Amorino, Aspetta, forse sotto ce ne sono anche di mie. cos'è che hai detto? Presentatore, giornalista, mi mancava il fattorino, insomma, anche il balletto. Aspetta un secondo, che adesso devo puoi parlare pure, È Fabrizio. bellissima questa cosa, a me piace guardarla. Un applauso forte per Lara. Ma davvero non trovo più le parole. È incredibile. Non è che lei... Io non ho fatto niente. Neanche l'avessimo provata prima questa cosa, quando veniva fuori così. Io non ho niente, ho questo. Ok, La sera dei perfetto. miracoli. Riordiniamo. Ok, perfetto. Comunque puoi presentare la canzone, io dovrei arrivare, Ok, Lara Agostini che questa sera ci presenta in realtà due canzoni perché ha messo insieme... È per terra, sì, hai ragione, aspetta, eccolo. Grazie. Ti adoro. No, ti adoro perché sennò andavamo avanti tutta la sera a cercare, no? Chi ben comincia è a metà Per dell'opera. favore. Sì. Faccio quello che voglio, Amorino, grazie. Posso anche passare direttamente alla cantante successiva dopo questo ingresso? Assolutamente sì. no. Ci provo. Allora, Ok. mi sa che Amorino e Luciano non ci sceglieranno più per il prossimo anno. Dopo il Siamo già depennati. Allora, dicevo, Lara ci porta due canzoni, le ha messe insieme, si dice tecnicamente un medley, mettendo, diciamo, a braccetto, facendo andare a braccetto due cantanti, due protagoniste del passato e del presente, diciamo che hanno un filo conduttore, sono ribelli. Due ribelli che in qualche modo hanno fatto valere la loro personalità in modo forte attraverso la musica, la canzone, il modo di porsi. Una è Gianna Nannini e l'altra è naturalmente Loredana Bertè. Una con, vediamo se sapete, i maschi e l'altra con Non sono... Una signora. Che Si è visto. Che fa più... Scherzi a parte. Dai, la faccio, se no sbaglio. Ok. Partito il microfono tutto. Lara Agostini. Grazie. Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai
così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro dalle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. Ogni carezza della notte è quasi amore. Ogni carezza della notte è quasi amore. Ma un volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no. Lara Agostini. Con la voce fuori campo addirittura. Grazie, grazie, grazie di cuore. Molto bene cari amici, vi abbiamo promesso le artiste più brave, le più, come dire, varie nei generi, quindi avete apprezzato voci di tutti i tipi, canzoni di tutti i generi, però c'è uno strumento principe che ogni anno non manca mai a questo evento speciale qui in Piazza Manzoni. Pensate che lei arriva dall'Emilia Romagna, ha partecipato a un sacco di trasmissioni importanti, adesso non ricordo esattamente ma poi me lo faccio dire, anche nelle televisioni importanti insomma. Quindi voglio dire, stiamo parlando di una musicista davvero con la M maiuscola. E allora con la sua fisarmonica fa sognare tutte le piazze d'Italia, stasera fa sognare anche Piazza Manzoni, anzi ritorna a far sognare Piazza Manzoni. Eccola qui, io la accoglierei con un grande applauso. Signori, per voi, Barbara Lucchi! Oh, scusa, ti ho detto che faccio anche il balletto stasera. Sei assunto. Buonasera Barbara, Buonasera benvenuta. a tutti, ciao a tutti, Piazza Manzoni sempre stupenda, buonasera, buonasera, che bello essere qua, ciao, ciao Lara. È un piacere Ciao, rivederti. Grazie dell'accompagnamento, grazie. Guarda, anche Fabrizio è, come dire, affascinato da questo strumento che ha fatto sognare davvero nelle epoche tantissime Sì, generazioni sì. e non passa mai di moda. Sì, davvero, io lo posso dire con tutto il cuore perché ho iniziato a 4 anni. Vedi? Quest'anno festeggio i 50 anni con la mia fisarmonica, perché ho iniziato a 4 anni, quindi la nostra orchestra, c'è Massimo qua al palco,
ha 36 anni di lavoro, quindi tante serate qua in Veneto. Voglio ringraziare Luciano Biscolo perché lui che mi ha portato in Veneto con la sua grande agenzia, grazie. Saluto il signor Amorino, diciamo tutto lo staff che qua è stupendo. È una festa bellissima con una motivazione pazzesca. Non veramente. si poteva mancare nemmeno quest'anno. Ne abbiamo bisogno, Davvero, veramente. davvero. Devono ascoltare un po', speriamo. Devono ascoltarci. Anche Fabrizio, un po', dai, insomma. Io ascolto, sto zitto, hai visto che sono bravo, buono, sono qui. Stai entrando nella parte. Per me è bellissimo essere qua, come hai detto ho fatto tante trasmissioni e una di quelle che io ricordo sempre con Gianfranco Funari, Rai 1, Rai 2, Mezzogiorno è, e avevo 17 anni e sono rimasta tanto con la Rai, quindi è un grande onore per me, davvero. Un onore Grazie. per noi averti, Barbara. E Adesso grazie a tutti. lo è ancora di più ascoltare la Voglio tua ringraziare, fisarmonica. scusa che ti interrompo, Prego. Renzo, Biondi, la sua orchestra, tutti davvero grazie per l'aiuto. E voglio salutare anche un amico, è diventato, ho dormito anche qua grazie a lui, Eustorcio, c'è? È arrivato? Sì, è un po', diciamo... Eccolo, ciao! No, guarda, Eustorcio stasera è un po' immobilizzato. È un po' rigido, ma Un po' rigido. però Poi vedrai che immobilizzato. risolviamo. Con la musica lui si scioglie, quindi questa è la terapia Ce la migliore. metto tutta, dopo mi dici se sono servita, Signori, Barbara Lucchi, che da brava romagnola lei parla sempre, ma adesso vogliamo sentirla suonare. Sì. Vai Barbara, tocca a te. Barbara Lucchi! Barbara Lucchi! Jolly Caballero. Complimenti Barbara, complimenti di cuore, ti aspettiamo qui tra pochissimo. Grazie di cuore, grazie. E allora io direi di riniziare, questa è una serata speciale, stiamo aspettando anche un ospite speciale che ci delizierà con tante cose interessanti da sentire stasera. Quindi io, nell'attesa dell'ospite, direi di ricominciare subito con la lunga kermesse delle nostre bellissime voci femminili che sono pronte ancora per risalire qui e per farvi ascoltare le più belle canzoni e naturalmente per, che dire, sensibilizzare, come abbiamo detto ancora una volta in questa quinta edizione, l'amore deve vincere sulla violenza. Sono state scelte delle canzoni che vogliono essere quasi a tema, ma in realtà ci siamo resi conto che ogni canzone questa sera
ha lo spirito e l'emozione giusta per sentire il calore e per sentire che voi siete parte integrante di questa bellissima iniziativa. Grazie per essere così numerosi naturalmente e grazie per essere sensibili a questo progetto importante giunto alla 5ª edizione. Quindi ritorna qui a cantare per voi una bellissima voce, lei è Dagmar Trevisan. Buonasera. Complimenti Dagmar. Grazie. Questa- Posso chiedere un applauso per la presentatrice oltre che cantante, perché è veramente di una competenza, una bravura. Lara Agostini, signori, è eccezionale. Grazie, Sai Dagmar. veramente sollevarci. Complimenti. Grazie, grazie Dagmar, trovo gentile. Una canzone bellissima che si intitola Destinazione Paradiso. Dagmar Trevisan. In questo giro tondo d'anime chi si volta è perso e resta qua. Lo sai per certo amico, mi son voltata anch'io e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma io mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. E allora sai chi c'è? C'è che prendo un treno che va a Paradiso città e vi saluto tutti, vado su. Prendo un treno e non ci penso più. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi perderò al mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi perderò al mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso. Esalo con me. C'è che prendo un treno che va a Paradiso città. Io mi perderò al mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso, Paradiso città. Grazie a tutti voi con affetto, grazie. Signori, vi chiedo un applauso anche per l'orchestra Renzo Biondi, Francesco Carbone, audio, luci, LED, tutto questo, e per averci davvero coccolati per farci cantare e farci sentire al nostro agio. Un applauso, signori. Grazie. Dagmar Trevisan. Ciao a tutti. Allora,
parlato prima di ospiti internazionali che tante volte nelle competizioni, manifestazioni comunque italiane vengono invitati, come appunto al Festival di Sanremo. 1987, lei aveva 24 anni, in Italia la conoscevano veramente poco, eppure incantò, venne invitata da Pippo Baudo, e venne solamente per questo, lui era direttore artistico, d'altra parte ne ha presentati tanti di Festival di Sanremo, era poco conosciuto, diceva, in Italia, eppure incantò talmente tanto la platea di Sanremo che fu l'unica artista internazionale a cui chiesero un bis. Lei era purtroppo Whitney Houston. La ricordiamo perché la sua semplicità di cantare canzoni straordinarie. In quell'occasione All at Once era la canzone che interpretò, ma questa sera vogliamo quella che ci ricorda tra l'altro uno dei film che la videro tra i protagonisti. La canzone I Will Always Love You, cioè Io ti amerò per sempre, che racconta di un amore che va oltre nella sua profondità anche la separazione. L'interprete per questa, che è una splendida voce che rimarrà nella storia, è Monica Marchiori. Eccomi qui, buonasera, buonasera. Grazie, bellissima presentazione. E adesso io ringrazio Alessandro che mi aiuterà per prendere la tonalità di questo brano, grazie. Monica. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you.
Monica Marchiori. Ma grazie. Complimenti Monica. Siete troppo gentili, grazie. Sublime, straordinaria. Grazie. È arrivata la fatta turchina. Non so che aggettivi usare. Complimenti davvero. No, vi ringrazio eccezionale. tantissimo, grazie veramente, un grazie anch'io, voglio ringraziare anch'io Francesco e Renzo Biondi per il supporto tecnico, un grazie ad Alessandro e un grazie veramente a tutti voi. Lara, ti lascio il palco. Complimenti ancora Monica, ci hai fatto sognare. Grazie a tutti. Grazie. Ma cioè, è un crescendo stasera, di tutto e di più, veramente. Anche la canzone che arriva adesso è una canzone davvero molto bella, molto sentita. Ce la presenta Linda Biscaro, che voi amate tanto, e quindi io direi Linda Biscaro, un grande applauso perché ci fa sognare con My Way. Buonasera. Buonasera Linda. Buonasera. Dicevo dietro le quinte, è dura partire adesso dopo una Monica. Certo, devo dire... È devo tanta roba. Devo dire, mamma mia, Un piccolo animale? anche quello stasera. Sì. Mancava. Stasera c'è un po' tutto. Un po' tutto. Comunque, siamo almeno non mi felici. sono beccata Monica prima. beh. Ecco, esatto. Quindi ognuno il suo, dai. Ognuno il suo. Devo dire complimenti alla nostra Linda, che fa trasparire sempre la sua grande emozione e adesso è pronta per My Way. Linda Biscaro. Grazie. Sì, io sono qui a dirti cose per me importanti e voi non lo sapete se son parole o sentimenti, però non ha importanza se c'è chi parla di incoerenza, perché io sono io a modo mio. Ho fatto quel che ho voluto sola con me, guardando avanti. Rimpianti ne ho troppo pochi e non è il caso che li racconti. Non ho avuto tutto perfetto, tutto sbagliato, però io sono io a modo mio. E anche se ho pianto un po', quell'esperienza mi ha fatto bene. Ho avuto sì bocconi amari, ma li ho saputi sputare fuori. Ma io sono io e a modo mio non cambia mai. Ma sì, io sono qui a dirvi cose scritte da un altro, però per darle a voi io le traduco, le peso dentro, così non per vantarvi nessuno può rimproverarmi, perché io sono io a modo mio. Davanti a me c'è una platea piena o deserta, io non lo so, dentro di me la vita mia deserta piena
Linda Biscaro. Grazie, gentilissimi, grazie, Grazie, che emozione, grazie. Grazie ancora. Grazie. No, io non ho fatto il cambio d'abito, non so se l'avete notato. Allora, quando le canzoni si potevano interpretare, anzi reinterpretare, quasi copiare senza che nessuno se ne accorgesse quasi, perché era in un momento in cui non esistevano i social, le TV, eccetera, questa è la My Way nell'interpretazione di Linda, che era stata cantata in qualche modo rubacchiata, se ricordate, da Patti Bravo, che fu lei poi in qualche modo a portarla in Italia. Allora, quanto possono essere importanti i piccoli gesti, ad esempio una carezza da parte di un padre, una carezza da parte di un compagno, di una compagna, da parte di una persona che c'è oppure che non c'è più e che avremmo voluto ancora al nostro fianco per poter ancora assaporare i brividi di quella carezza. Quella carezza della sera è la canzone che verrà interpretata adesso da Annalisa Centazzo, che ritorna qui sul palco per questa che è stata una delle canzoni iconiche della nostra storia, della storia della nostra musica. Linda Annalisa Centazzo. Annalisa, allora stavamo dicendo queste carezze che sono i piccoli gesti di cui abbiamo bisogno, Certo, vero? certo. I New Dolls l'hanno portata in Italia, l'hanno cantata, è diventata un pezzo della nostra storia e adesso ce la canti per mandarci ancora questo messaggio così importante che vogliamo ancora rendere ancora più forte questa sera, perché la musica con l'amore, e quando le due cose sono insieme È la più bella cosa. è la più bella cosa, possono vincere contro la Sì. violenza. Annalisa. Grazie. Quando tornavo mio padre sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì, mi nascondevo i miei giochi nel grande giardino, io lo sfidavo a cercare, io sono qui. Poi mi mettevano a letto finita la cena, lei mi spegneva la luce e andava via, io rimanevo da sola ed avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po', tutti insieme. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se ne manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là. Le giornate notturne sembravano eterne, quando chiedeva a mia madre dov'eri tu, io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi e rimanevo a pensare, mi manchi tu, tutti insieme. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più
quella carezza della sera, o quella voglia di avventura, voglia di andare via, non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me, non so più se mi manca di più quella carezza della sera, o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là. Grazie mille. Annalisa Centasso! Grazie. Ciao Annalisa, Ciao, complimenti, grazie ci hai mille. fatto sognare con i New Ciao. Trolls, ci piace sempre, grazie. E allora ritorna anche Michela dell'orchestra Renzo Biondi, che accoglierei con un grande applauso, con una canzone bellissima. Michela, stupenda, bellissima. Grazie mille. Una canzone che ci ha fatto così tornare indietro nel tempo. A me ha sempre emozionato tanto questo brano, quindi sono felice di portarlo qui, anche perché racchiude comunque un messaggio importante. L'amore a volte può dividere, ma la vita non può finire. E allora, La notte, Michela Orchestra Renzo Biondi. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché è un dolore che sale, fa male. Ora è lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. Quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale, fa male. Ora il cuore lo vuole picchiare, è più forte di me. Lo segue nella sua corsa, si prende quello che resta, di un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Sale, scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Testa parte, va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti si esce sconfitti
a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Michela Smeraldi, Orchestra Renzo Biondi. Grazie davvero, grazie. Complimenti Grazie. Michela, bellissima atmosfera, una canzone stupenda. Complimenti davvero. Sì, parlavamo prima di voci difficili da interpretare, questa magari era un po' meno difficile rispetto a Whitney Houston, diceva prima Linda che spacca, è una canzone, una voce che è assolutamente Fantastica. difficile, è fantastica, però la profondità che ha Risa quando interpreta le sue canzoni non sono facilmente poi ripetibili, e lei è stata molto brava. Molto brava Michela, davvero, si merita un grande applauso. Io vi voglio ricordare una cosa molto importante, che potrete rivivere tutte le emozioni di questa bellissima serata venerdì 8 agosto in diretta televisiva, anzi in una serata dove questa appunto trasmissione ripresa stasera in diretta sarà appunto trasmessa Prima Free, canale 170, venerdì 8 agosto alle ore 21, quindi prendete nota, se volete rivivere le emozioni di questa serata potete farlo, venerdì 8 agosto, Prima Free, canale 170, dalle ore 21 alle ore 23. Io ci sarò. Ah beh, assolutamente, soprattutto chiedo ai tecnici, chiedo a Luciano di non tagliare la parte quella più bella, quella sì, più bella, insomma, più della significativa. serata, più significativa. Invece, Spero che mi vuoi bene. Insomma. Certo, molto, molto. Ti amo quasi. Invece una parte interessante, una Cuoricini. parte bella, Cuoricini è arrivata adesso. Sì, L'aspettavamo? L'aspettavamo, abbiamo voluto che si sedesse in prima fila per godersi un po' lo spettacolo, così entrava maggiormente nell'atmosfera, e così abbiamo fatto. A questo punto della serata però la vogliamo chiamare qui sul palco. Allora, in quale modo? Allora, la potremmo semplicemente descrivere con quello che leggiamo su Wikipedia, su quello che è la bravissima Giulia mi ha passato come sua descrizione, che è la sua manager, e le ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi giorni, oppure vorrei prendere a prestito una sua frase. In questi giorni ci siamo sentiti, abbiamo fatto una telefonata a tre, abbiamo detto: senti Giorgia, ma tu cosa diresti se ti trovassi all'improvviso davanti a una platea e hai bisogno di lanciare un messaggio? Le sue parole mi hanno colpito perché nella loro semplicità sono, come sentirete, particolarmente forti. Lei ha detto: non basta indignarsi, bisogna agire tutti quanti assieme. Giorgia Soleri. Buonasera, ci tenevo intanto a ringraziare per questo invito a cui tengo tanto. Il tema della violenza è un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'ho vissuto da vicino, non da compagna ma da bambina. E io sono nata il 3 gennaio del 1996, esattamente 43 giorni prima che lo stupro passasse a reato contro la persona, perché fino a prima di così pochi anni fa, l'altro ieri praticamente, era un reato contro la morale pubblica. Questo già ci fa capire quante persone ad oggi siano cresciute con l'idea, insomma, in una società in cui un reato così terrificante era considerato contro la morale pubblica, come se la persona venisse ancora dietro. E questo cambiamento ce l'abbiamo potuto avere grazie a una donna incredibile che ha combattuto tantissimo, anche grazie, cioè Donatella Colasanti, una delle due vittime, l'unica sopravvissuta del delitto del Circeo. Ma mia mamma è nata invece 19 anni prima che un'altra donna incredibile apportasse un cambiamento importante, ovvero Franca Viola, che alla fine degli anni 60 ha detto di no al suo aguzzino, perché una volta esisteva quello che veniva chiamato, tante persone lo sapranno, matrimonio riparatore, no? Quindi una donna che veniva abusata era poi quasi obbligata a sposare la persona che le aveva fatto questa violenza indicibile,
per pulire l'onore della famiglia. Lei a soli 19 anni ha avuto il coraggio di dire no, si è imposta e nell'81, anche qui pochissimi anni fa purtroppo, è stata abrogata la legge per il matrimonio riparatore, quindi adesso viviamo in uno stato che fortunatamente è contrario. Ho voluto portare dei dati molto pesanti, me ne rendo conto, è una serata estiva, una serata di festa, però è sempre importante ricordarcelo perché purtroppo, come sappiamo, la violenza non va in vacanza, anzi, molto spesso viene portata con sé. E io vorrei fare un piccolissimo esercizio, vorrei che voi vi guardaste intorno e contaste quante donne vedete, così a vista d'occhio, molto velocemente, 5, 6, 7, 10, 15. Purtroppo un altro numero che abbiamo in Italia è che ogni 3 donne, una è stata probabilmente vittima di violenza. Questo non lo dico per spaventare, ma perché penso che uno degli strumenti che abbiamo di un problema sistemico sia una soluzione collettiva e quindi unirci, come è stato fatto stasera in questa piazza bellissima che ha unito le persone grazie alla musica per combattere una piaga effettivamente della nostra società e quindi renderci conto che purtroppo è più vicina di quanto pensiamo e dobbiamo sempre avere un occhio di riguardo. È vero che l'amore può vincere sopra la violenza, ma è vero che la violenza spesso ha poco a che vedere con l'amore, ma penso che una rete di supporto sia veramente necessaria per le donne che fanno un percorso di uscita dalla violenza, oltre a tutte le istituzioni, e noi possiamo essere quella rete di supporto. Io ho veramente visto da vicino la differenza che può fare avere una mano tesa, banalmente, no? E potrebbe anche essere il sorriso o una domanda, un semplice come stai anche di una persona che ci conosce poco. Ma la violenza ha a che vedere soprattutto con il potere e io penso che l'unica soluzione che abbiamo sia proprio quella di unirci, guardare il problema, non nasconderlo sotto la sabbia e sfruttare, uso questa parola brutta ma in un senso positivo, l'unione, la condivisione per provare a ribaltare il tavolo della violenza e questa sera quello che io vedo è esattamente questo. Spesso quando si parla di questi temi la domanda è sempre magari non interesserà nessuno, magari le persone non saranno veramente attente e per me invece è una cosa bellissima vedere che ogni persona qui in piazza sta ascoltando, è interessata e spero anche si porti a casa qualcosa per evitare di finire in questo circolo, per evitare che ci finisca qualcuno che è vicino e soprattutto per educare a una società dove l'amore è vero e non è soltanto un contrasto alla violenza, ma è un amore di comprensione e di superamento di questa problematica purtroppo estremamente presente. Quindi io ci tengo ancora una volta a ringraziare l'organizzazione ma anche le cantanti incredibili che hanno portato dei brani meravigliosi, la piazza per avermi ascoltata e vi auguro una buona serata. Io torno in prima fila a godermi queste cantanti meravigliose. Grazie mille. Giorgia Soleri. Grazie. Allora, mi stavo chiedendo, tu hai partecipato, hai preso parte, insomma, sei arrivata, hai ascoltato qualche canzone, ti ringrazio anche per le belle parole che hai speso per l'organizzazione e per le cantanti naturalmente, e poi sei salita sul palco. Fa ancora una certa impressione salire sul palco e dover ripetere queste cose? Fa impressione soprattutto in serate come questa dove le persone sono qui sì per essere insieme per un tema comune ma anche chiaramente a svagarsi, quindi hai sempre un po' paura di rovinare la situazione, però è un'emergenza ad oggi la violenza e quindi è anche importante che si prendano questi spazi, soprattutto appunto come dicevo prima per me il tema della condivisione, dell'essere insieme, della collettività è importantissimo perché alla fine è la comunità che può salvare, può migliorare questa situazione e quindi spero di non aver troppo rovinato l'atmosfera, ecco. No, noi siamo qua anche per lanciare dei messaggi, lo facciamo attraverso la potenza della musica ma lo facciamo anche attraverso la potenza delle parole. Allora, tu sei content creator e sei attivista. Faccio un passo indietro. Tra le cose che sono migliorate negli ultimi anni, la consapevolezza dalla parte delle persone che si può fare tutti quanti qualcosa e attraverso
alcune attività, alcuni mestieri come quelli delle parrucchiere, delle estetiste, sono nate le cosiddette sentinelle. Ora, non è bello mai avere delle etichette, ma cosa significa essere attivista? Essere attivista, intanto grazie per avermi definita così, significa attivarsi, quindi fare attivamente qualcosa, quella che viene definita cittadinanza attiva, ma ancora di più. Per me, nel mio caso specifico, ha significato combattere. Io ho delle malattie prettamente femminili che non sono riconosciute dal sistema sanitario nazionale, quindi il mio attivismo si concentra soprattutto sul intanto fare sensibilizzazione su questo tema e soprattutto chiedere alle istituzioni il riconoscimento e la tutela per le persone malate, quindi provare effettivamente a cambiare le cose. Infatti ricordiamolo che grazie proprio alla tua attività questo tipo di malattia è stata ufficialmente riconosciuta. Sì, perlomeno comunque è iniziato il percorso. Esatto, sì, è iniziato. Se non altro nella consapevolezza. Sì, no, in realtà alcune regioni iniziano appunto a creare dei piccoli statuti per portare avanti questa proposta, quindi un piccolo cambiamento si sta già vedendo. Tra l'altro Giorgia, ovviamente in quanto content creator, è particolarmente presente nei social, quindi se volete saperne qualcosa di più su tutto questo, chiaramente non lo facciamo in questa sede, in questa situazione, perché anche per non aprire altre parentesi. Riusciremo, tu hai descritto benissimo questa serata, molto bella, messaggi eccetera, riusciremo, questa è la 5ª edizione, a ritrovarci qui e magari per festeggiare la 10ª edizione senza la necessità di lanciare messaggi? Sarebbe bellissimo, io spero tantissimo in un grande cambiamento, anzi spero di poter essere qua a spegnere una candelina insieme a voi per festeggiare. Non penso che sarà finito insomma l'emergenza, ma penso che ci sarà un grande cambiamento anche grazie a queste piazze piene, meravigliose, in cui si parla di questi temi e le persone non scappano. E grazie alla tua testimonianza. Grazie a Giorgia voi. Soleri. Buona serata. Messaggi che diventano più forti ancora quando vengono testimoniati da persone che possono utilizzare la loro visibilità, la loro professionalità, la loro professione. Una bella lunga, ci sono bellissime, tante belle sorprese, vero? Intanto cerco le parole. Vai. Sì, io dico soltanto che prima abbiamo citato Storcio, adesso secondo me una canzone che farà particolarmente contento lui, perché andiamo indietro nel tempo e si parla di un gruppo del 72, i Delirium. Qualcuno li ricorda? Luciano, te lo ricordi? Questa è dedicata anche a te, soprattutto mi ricordo, l'abbiamo eseguita al compleanno di Luciano Biscaro, ha avuto un successone e allora abbiamo detto, io la propongo questa sera, cosa dici? No, ma tu che lo conosci da tempo? Sì. Ma quanti anni ha? Non si sa. No, perché ha un'età indefinita. Non si sa. Cioè, è così da sempre. Io Lui lo è vedo così da eterno, sempre. lui è eterno. Vero? Sì. E allora il palco è tutto tuo, Mary Maface. E io qua voglio un po' di collaborazione, ragazzi, dai, un po' di allegria, forza! Ci siamo! Forza! Oh, così mi piacete, forza! Nei suoi occhi c'è la vita, c'è il dolore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Ci sono i cori? Sta seguendo una luce che cammina. Lentamente tanta gente si avvicina. Lo fate voi, lo faccio io. Ci proviamo? Vai! Di più, di più! Come sabbia nel deserto, mille voci come onde mare aperto. Terza strada sta sfiorando i grattacieli. Pronti? Quinta strada sta volando verso il sole. Come ancora voi, siete pronti? Di più, vai!
Luciano. Ancora. La mano. Ancora una volta. Ancora un grazie a tutti quanti voi che avete partecipato a questa bellissima manifestazione. Tutto a favore di noi donne. Mi raccomando, viva le donne! Grazie a tutti a coloro che hanno organizzato questa bellissima manifestazione. Grazie Luciano Bissano che mi ha ospitato e grazie a voi. Grazie Mary ancora. Maface con un grande successo, Grazie. complimenti Mary, hanno cantato Grazie. tutti, riportati indietro hai nel visto, tempo. hai visto. Sono quei brani che veramente non si Intramontabili. dimenticano, intramontabili. Mary Maface, Grazie ancora. Grazie, Ciao. grazie Mary. Ritorna anche un'altra bellissima voce, ritorna Daniela Cavanna e ritorna con un altro brano che ci interpretò Tato Cutugno. Daniela Cavanna! Grazie! Io ho sempre bisogno delle mie parole, lo sai che io sono un po'... Io non tocco più quel giro, anzianotta. guarda, non se ci vuoi... sono più le mie parole. Non ci sono più le parole Non di ci Daniela? sono più le mie parole. Ho perso le parole. Benissimo. Fabrizio, forse tra Ci le posso tue carte provare, ci sono le parole di Daniela? No, perché... Allora, io il ritornello un po' me lo ricordo. Dovrebbe essere questa, no? Sì, Intanto che le guarda, cercano. Guarda. Anzi, guarda, già che ci siamo, vi chiedo un applauso per Renzo Biondi e Francesco. Guarda che ti vogliono screditare. A posto. Non ci credo che fossero dove hai detto tu. Comunque, Daniela, scherzi a parte, una bellissima canzone che ci interpretò Toto Cutugno in una versione tutta femminile e quindi è Noi, solo noi, Per Daniela voi. Cavanna. Sì. Grazie. La dedica speciale a due gioielli meravigliosi per le bimbe. E mi diceva io sto bene con te, e mi diceva tu sei tutto per me. Se non è amore dimmelo tu cos'è. Si addormentava abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio in caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, il respiro di noi, solo noi. Dimmi che nessun'altra ti ha fatto tremare come tremi con me, solo noi. Le montagne se vuoi, solo noi. Prati verdi se vuoi, solo noi, solo noi. Dimmi che non sai stare da solo mio, se non sei con me. Odio l'aurora, perché non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore dimmelo tu cos'è. Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi. Dimmi che amore è, solo noi. La mia mente dov'è, solo noi, solo noi. Odio queste lenzuola che il tempo cancella il profumo mio.
grazie di cuore, gentilissimi. Prolungate l'applauso per Renzo Biondi, Francesco e questi due splendidi presentatori. No, per il momento da solo. Vabbè, ma insomma, poi Lara salirà e sì, quindi io sì. siccome non la vedrò più, insomma faccio l'applauso a te naturalmente. No, non la vedrò più, fa brutto, insomma. No, ma stasera ovviamente io vado. Grazie. Daniela Cavanna. Grazie a tutti quanti, Jesolo, buona estate, ci vediamo dopo, grazie. Allora, a proposito di presentatori al plurale, ho due microfoni non per un delirio di onnipotenza, ma perché la mia collega, canta lei adesso, Lara Agostini. Grazie. Allora, Lara, io il tuo microfono lo tengo perché magari si perde come è successo prima. Sì, qui siamo a posto. Scusa un attimo, si regge? Si regge? Sì, regge. sì, dovremmo farcela. Allora, prima Giorgia diceva, sì, forse fra qualche anno le cose potrebbero cambiare se tutti quanti facessimo qualcosa. Qualcosa come? Se gli uomini, ad esempio, cambiassero. C'è una canzone che parla in modo particolare di un'aspettativa, di un amore verso il padre che viene idealizzato e che però non cambia e che poi delude. L'amore nei confronti di una persona, di un uomo che si spera che sia il migliore uomo della propria vita e invece le bugie che girano attorno a questo uomo lo rendono ancora come tutti gli altri. Eppure è una canzone che in qualche modo cerca di dare speranza anche se gli uomini non cambiano. La canzone naturalmente è quella di Mietta, a cantarla per noi è Lara Agostini. Sua figlia scambiata, ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta, lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. E gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono. La notte gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché
grazie. Grazie, grazie di cuore. Molto bene, io direi che a questo punto ci sta anche la nostra Barbara Lucchi che ritorna con la sua fisarmonica e con un tango. Complimenti Barbara, che mise. Devo dire che la donna con uno strumento ha sempre un fascino particolare, soprattutto questo che pesa 14 kg. Complimenti, sposto il nostro leggio e naturalmente vi lascio con la fisarmonica della nostra Barbara. È un bolero che ha scritto Massimo Venturi, compagno di viaggio e non solo di viaggio, di un viaggio lunghissimo che è un matrimonio, una vita insieme, e quindi complimenti anche a Massimo. La nostra Barbara Lucchi con Bolero Tango, grazie!
Barbara. Complimenti, complimenti Barbara, davvero complimenti anche all'autore Massimo Venturi. Quindi Barbara ti facciamo appoggiare la tua preziosa fisarmonica perché è arrivato il momento, quello che stavate aspettando tutti, ossia... Qual è il momento? No. Un momento molto bello perché a questo punto tutte le artiste che hanno partecipato a questa serata che voi avete avuto la fortuna di poter vivere stasera, ma che potrete rivivere con una trasmissione che verrà trasmessa appunto in nazionale, quindi la vedranno in tutta Italia, vedranno Piazza Manzoni di Jesolo in tutta Italia, venerdì 8 agosto alle ore 21, quindi venerdì 8 agosto ore 21, Piazza Manzoni in nazionale, Prima Free, canale 170, un'opportunità veramente straordinaria. Tutto questo grazie, naturalmente lo abbiamo detto all'inizio, ma è giusto ripeterlo perché serate come queste vengono organizzate, vengono bene, soprattutto quando c'è la passione di persone che magari altro fanno nella vita, ma che si prestano alla collettività per portare qualcosa di importante. In questo caso un concerto, della musica e messaggi importanti. In modo particolare lo stabilimento balneare Manzoni con il presidente Amorino De Zotti, che invitiamo naturalmente qui più tardi. Più tardi. Lui dietro le quinte, lui ha detto che sto dietro le quinte, vi faccio divertire, io mi godo lo spettacolo, quindi sta ok, perfetto. Lui organizza, è un organizzatore che vuole rimanere sempre così, diciamo, in ombra. Sono soddisfatto del mio passato. È soddisfatto del suo passato? Non ha ancora detto sono contento al 95%, manca questo, vero? È una frase che lo caratterizza. I suoi claim ormai li conosco, insomma, li sono scritti. Allora, quale maniera migliore per finire se non invitando qui tutte le straordinarie artiste che stasera hanno naturalmente portato le loro voci per questo messaggio, come dicevamo prima, importantissimo. L'amore deve vincere sulla violenza e con loro vogliamo anche innanzitutto gli assessori che hanno partecipato. Sì, è rimasta l'assessore Martina Borin, che vorrei qui sul palco, che accompagna naturalmente Giorgia Soleri, che è rimasta qui con noi naturalmente perché la sua presenza è anche importante per dare sostanza al messaggio che vogliamo dare noi, che sai, delle volte la musica può sembrare leggera, e lo è naturalmente perché per sua antonomasia, però quella leggerezza che poi diventa sostanza, è la sostanza del messaggio che è nei contenuti. Giorgia Soleri? Giorgia Soleri. Martina pronta per cantare? Si è esercitata tutto l'anno? Simpaticissima. Giorgia Soleri, però chiamiamo Giorgia, naturalmente pronta per cantare? tutte le nostre cantanti. No, loro si meritano il primo applauso perché vogliono tentare stasera una carriera, diciamo, parallela. Perché non lo sanno, ma in realtà le abbiamo chiamate su per prime perché canteranno da sole. Scherzo. No, io chiamerei innanzitutto il chitarrista che ci deve accompagnare, che è Alessandro, quindi lo inviterei a prepararsi, per il quale chiedo anche un grande applauso perché questo finale viene fatto in acustico. Alessandro, io ti porto tutta la mia solidarietà perché ogni volta che entrava una cantante femmina, dall'altra parte c'era la clac che naturalmente applaudiva. I maschietti, se non c'era una solidarietà maschile dietro le quinte, fate un applauso grande che se lo meritano. E poi tutte le mie bellissime, bravissime, meravigliose colleghe, non so come sono, naturalmente io le chiamo Dagmar Trevisan, Monica Marchiori e poi Linda Biscaro. Annalisa Centazzo. E poi continuiamo con chi arriva? Daniela Cavanna, Michela Smeraldi, Barbara Lucchi, Mari Maffeis. Eccole, ci sono tutte, guarda che Daniela scelta Cavanna. di cantanti stasera, guarda. Molto bene. Quindi allora, ci sono tutte, però prima di cominciare, ferma con la musica, perché manca una cosa a queste bellissime donne, cioè ce ne siamo dimenticata una, Lara Agostini. Grazie. Scusa. Grazie. Allora, io vorrei chiamare qui sul palco 3 bellissime donne, lo sono già adesso, lo diventeranno ancora di più, sono le nostre donne che ci porteranno i fiori, un omaggio per queste splendide interpreti che sono Camilla, Anita e Matilde. Ho detto bene ragazze? Siete voi? Che anche loro canteranno con noi l'ultima canzone. Con Deborah che li accompagnerà per poi l'omaggio floreale naturalmente, però noi abbiamo volute qui presenti perché se noi facciamo questo sarà retorico, lo diremo sempre,
ma è perché poi queste ragazzine diventeranno delle donne e queste donne possono, anzi devono pretendere di poter sorridere come fanno questa sera qui con noi. Anzi, devono pretendere di volare. Bravissima. Era una Volano. canzone di tanti anni fa, era il 1958, il Festival di Sanremo. E Fabrizio era già nato. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. 1, 2, 3. Soltanto per me volare tutti cantare nel blu dipinto di blu felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna mi porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. C'è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, tutti mai nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, non vi sento, felice di stare lassù tutti, nel blu, felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare lassù. Con voi, quinta edizione! Anche un po' con te Fabrizio, anche un po' con te Felici. Forse, un pochino. Allora, stanno arrivando, eccoli qua, li stavamo aspettando con le nostre protagoniste, con la nostra Deborah che consegna alle nostre ospiti. Ci date una mano ragazze? Prendete i fiori più piccoli nel senso che il mazzo. Avete un pensierino? Per chi? Ma che tutte. Carine! Ma davvero? Mamma mia, allora, confezionato da loro. Subito. Grazie di cuore. Sì, dai, diamoglielo subito. Dai, così vedo anch'io cosa c'è. Ah, perché è proprio personalizzato anche. Cioè loro hanno fatto... Anche per te. Anche per me, ma davvero?
Ah, meno male che... Eila, che bello! Che carine. Ha fatto tutto a mano, guarda che bello. Grazie, Fate veramente. sentire un applauso. Questa è una sorpresa veramente emozionante. Grazie, 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 grazie. Allora, Lara, approfittiamo per ricordare ancora una volta quando andrà in onda questa Allora approfittiamo per trasmissione. ricordare che in nazionale, mi raccomando, Piazza Manzoni e lo stabilimento balneare Manzoni in nazionale, venerdì 8 agosto alle ore 21, Passione Musica, canale 170. Se avete vissuto le emozioni di stasera potrete riviverle in tutta Italia, anche a tutti i turisti che naturalmente sono stati presenti stasera potranno rivivere questa bella serata in nazionale venerdì 8 agosto alle ore 21. L'amore deve vincere sulla violenza, quinta edizione. Io aggiungo soltanto una cosa, questa serata si conclude qui, è stato molto bello, ringrazio naturalmente tutte voi, ringrazio la mia splendida compagna di viaggio Lara. Grazie Fabrizio. Nonostante qualche disastro che abbiamo combinato prima, però ti voglio bene lo stesso. Grazie, Ringraziamo Fabrizio. naturalmente la nostra ospite Giorgia Soleri per averci raggiunto direttamente da Roma. Oggi è venuta su, si è fatta un sacco di strade, tutto quanto, però ci ha lanciato un messaggio veramente importante e ringraziamo chiaramente l'amministrazione comunale per quello che sta facendo. Dicevo, la serata finisce qua, però attenzione, noi abbiamo lanciato un messaggio, adesso tocca a voi. Il messaggio deve essere recepito, fatto proprio e continuare a fare in modo che la musica, attraverso la musica, le parole, le azioni in modo particolare, facciano qualcosa di concreto. Martina e Giorgia, Permettetemi vieni di qui con ringraziare Fabrizio Cibin, che è davvero uno dei volti più stimati del giornalismo. Lo ringrazio di cuore, lo stimo tanto per la sua professionalità e per me è un onore poter condurre questa trasmissione televisiva, perché si vede in TV, ma questa serata insieme a un grande professionista come Fabrizio Cibin. L'unico uomo accettato tra tutte queste donne dopo Alessandro il chitarrista, ovviamente. Per questioni pratiche, sì. Io voglio dire solo due parole, non mi dilungherò perché mi avete già sentito all'inizio, però visto che abbiamo fatto un applauso a Fabrizio, vi chiedo di fare anche un grandissimo applauso alla nostra Lara, che è stata eccezionale. Grazie di cuore. Di nuovo grazie al comitato, grazie al presidente e grazie a Giorgia. Torna al centro palco perché lei è molto timida, però veramente grazie perché si è prestata in questa serata. Io vi consiglio veramente caldamente di seguirla. L'ho fortemente suggerita insomma al nostro presidente perché è una ragazza che porta dei contenuti veramente eclettici, parla di femminismo a tutto tondo, parla anche di argomenti più leggeri, per cui insomma seguitela perché non ve ne pentirete. Grazie a tutti. Siamo veramente alla fine, quindi. Permettimi solo appunto, ha parlato di Giorgia, io saluto proprio personalmente perché abbiamo avuto rapporti in questi giorni telefonici e via chat Giulia, che è la sua manager, oltre che sua amica, perché dietro una grande artista c'è un'altra grande donna in questo caso che è Giulia, grazie. Dicevo che dentro una grande artista c'è sempre un grande manager, stavi dicendo. Esattamente. E quindi permettimi di fare un ringraziamento speciale all'anima di queste orchestre da ballo, perché noi siamo cantanti di orchestre da ballo, non ci vergogniamo a dirlo perché è un onore per noi poter militare in tutte le piazze più belle d'Italia, portando la tradizione, unita anche all'innovazione. È una persona che ce l'ha sempre permesso, che ha creduto in noi, in tutti questi gruppi, dal più piccolo al più grande, è una persona che lascia un grande segno ogni volta che arriva in una piazza. L'ha lasciato anche qui, infatti ce ne sono tutti innamorati, sanno tutti di chi sto parlando, lui è Luciano Biscaro, della Lubi, l'uomo dall'età indefinita, agenzia, l'Highlander della musica delle orchestre. Credo che stasera ci sia anche il suo collaboratore Paolo, naturalmente, quindi lo ringraziamo, non so se voglia venire qui con noi, però naturalmente credo sia volere di tutti fare un applauso a Luciano per tutto l'impegno e tutte le idee geniali che ha avuto nella sua carriera. Grazie ancora, naturalmente ognuna di queste orchestre ha un suo profilo Facebook, ha un suo profilo social, quindi seguite, se volete vedere dove ci sono, non cito nessuna di loro per non fare la differenza, comunque volete vedere dove suonano, se esibiscono personalmente o attraverso le loro orchestre, naturalmente seguitele, ma insomma tutti voi siete qui anche per questo. Finiamo così. Basta, fine, Detto questo, 1, 2, 3, volare, cantare, ha cantato. Oh!
Cioè, pazzesco, finisce così questa edizione, ci auguriamo ci sia anche la prossima. A tutti grazie, bravo Fabrizio! E ballerò la prossima!